Ehi, benvenuti a un nuovo video del canale Labirintando con Iana. Io sono sempre Marta, Iana Koga del Sarcidano, la vostra Iana di fiducia. Come state ragazzi? State bene? Allora, io per questa settimana avevo immaginato di poter fare una live socio-esoterica, diciamo, argomento socio-esoterico, ma gli elementi si sono scatenati in Sardegna, penso ovunque, visto la stagione, quindi potete sentire dalla mia voce che non sono proprio al meglio, ho deciso di rimandare alla settimana prossima. Vi ringrazio innanzitutto per la live della settimana scorsa perché è stata meravigliosa, fantastica, cioè sono cresciuta dentro come veramente poche volte mi è successo nella mia vita, avete partecipato in tantissimi, mi avete dato la possibilità di esprimermi in modo veramente, veramente profondo e quindi vi ringrazio veramente di cuore. Spero che voi stiate bene, è stato bello condividere con voi, ci saranno assolutamente altre occasioni. Per la programmazione estiva vedrò un po' insomma di rallentare, ma di proporvi sempre delle cose. Sicuramente ho intenzione di concentrarmi sulla questione del corso di metodo. Vi tengo aggiornati in questi giorni, cioè, ci sono tante vicissitudini anche personali e poi anche la questione insomma del raffreddore che non mi aiuta granché, però vi prometto che sarò sul pezzo a breve per poterci organizzare meglio per questo corso. In tanti mi avete già risposto, farò questo gruppo che sarà un gruppo soprattutto di tipo organizzativo inizialmente, poi il gruppo diverrà insomma delle persone che veramente possono e vogliono partecipare e porteremo avanti questo discorso, vi spiegherò meglio di cosa si tratta. Volevo ringraziarvi per il vostro contributo in linea generale, volevo anche chiedervi ancora sostegno, condividete, cercate di dare una mano all'algoritmo a spingere il mio canale perché è veramente importante per me, insomma, con tutto il lavoro che sto facendo, spero che insomma ci siano anche poi i frutti di questo lavoro qua. Ce ne sono stati tanti, abbiamo dato 1000 iscritti, quindi siamo tanto contenti, però mancano queste 500 ore di visualizzazione per poter chiedere la partnership e quindi a me sarebbe molto utile insomma avere questo riscontro, quindi vi chiedo anche se potete di fare una donazione perché mi è assolutamente molto molto utile. Allora, perché siamo qui oggi? Oggi faccio un video particolare, si tratta della recensione di un film. Sabato sono andata a vedere l'ultimo film di Paolo Zucca, regista sardo, che si intitola Il Vangelo secondo Maria. Non è altro che solamente, tra virgolette, la trasposizione del romanzo di Barbara Alberti omonimo e si tratta di una versione alternativa della figura di Maria nel suo rapporto con Giuseppe, insomma, la sua visione come donna che è davvero molto interessante. Io Paolo Zucca lo adoro, è assolutamente uno dei miei registi preferiti. Quando ho visto il suo primo film, L'arbitro, sono completamente impazzita. Il secondo film, L'uomo che comprò la luna, mi ha fatto impazzire ancora di più. Questo è stato solo una conferma, assolutamente serviva un punto di vista di questo tipo. Diciamo per quanto riguarda proprio l'immagine, perché assolutamente abbiamo tante descrizioni della figura femminile, anche di Maria, eccetera, eccetera, però serviva proprio una versione cinematografica, uno sguardo, questo sguardo veramente meraviglioso di questo regista qui. Vi racconto tutto meglio dopo la sigla. Eccoci allora a parlare di questo film meraviglioso. Ne approfitto perché comunque tratta degli argomenti che a me sono veramente tanto tanto cari. Poi ne approfitto proprio per fare anche i miei commenti. Innanzitutto parliamo in linea generale di cosa si tratta. Allora, Paolo Zucca, ve l'ho già accennato, grande regista sardo per quanto mi riguarda. Veramente, cioè, uno dei registi che io adoro e preferisco perché comunque ha una capacità di immaginario che pochi hanno. Poi ovviamente tocca alle corde più identitarie di qualunque strega sarda, diciamolo tutto, perché ha questa capacità proprio di mettere in risalto anche diciamo delle abitudini, delle dinamiche del popolo sardo che possono sembrare anche un po', come posso dire,
un po' kitsch in un certo senso, ma sono più profondamente identitarie di quanto pensiamo. Quindi questo aspetto che lui nei suoi film inserisce tutte queste abitudini, queste dinamiche culturali, lo adoro profondamente perché si vede che è un uomo sardo che ha osservato con grande capacità determinate dinamiche, quindi adorabile, veramente adorabile. Poi ho sentito tante interviste sue, insomma, vedo come si pone e mi piace proprio anche come persona, proprio il suo modo di porsi. Ha una capacità di descrivere la Sardegna che io adoro moltissimo, anche se, insomma, non per forza deve parlare solo di Sardegna e sardità nel modo in cui lo conosciamo, però ehm, sì, mi piace perché sottolinea degli aspetti che sono sicuramente quelli un pochino più nascosti, un pochino più occulti, che rimangono nel chiaroscuro della nostra identità e che assolutamente si spostano da quello che è il mondo dell'immaginario comune, fatto di turismo e spettacolarizzazione folclorica fine a se stessa. Quindi già questo, insomma, bisogna dargli la corona d'alloro solo per questo. Allora, questo film è basato appunto, come vi dicevo prima, sull'omonimo romanzo di Barbara Alberti, ma Barbara Alberti partecipa anche alla sceneggiatura, quindi se in alcune parti, insomma, ci sono delle cose che non tornano esattamente come il romanzo, è perché hanno dovuto adattare ovviamente alla visione, no? All'immagine, tutto quello che è il racconto. Lo fanno in maniera veramente eccezionale, c'è da dire questo aspetto. Quindi, come potete capire, già vi dico che il mio voto è altissimo. Io penso che sia il mio film più bello che abbia visto finora negli ultimi anni. Sì, veramente, veramente molto bello, ve lo consiglio vivamente di vederlo, sia per i sardi che hanno intenzione di rivedere determinati, diciamo, agganci identitari, sia per i non sardi che hanno voglia di vedere un aspetto diverso, diciamo, alternativo proprio della sardità. E voi direte, ma che cacchio c'entra con Maria e col Vangelo di Maria e la Sardegna? C'entra veramente tanto. Ma prima di dirvi tutto questo, vi racconto brevemente la trama senza fare troppi spoiler, anche se lo spoiler diciamo che ogni domenica è chiara per chi fosse praticante della religione cristiano-cattolica, per cui non è che ci siano spoiler chissà quanto esagerati. Allora, è il racconto della figura di Maria, giovanissima, che sappiamo dalle fonti che comunque era veramente una ragazza molto giovane, ma è una Maria molto diversa da quel servilismo descritto, diciamo, dalle fonti canoniche. È una Maria invece molto giovane, molto ribelle, che ha come visione, come obiettivo personale quello della crescita. Si trova incastrata in questo ruolo femminile e vorrebbe invece poter accrescere le sue conoscenze, quindi non soltanto, tornando al discorso che abbiamo fatto noi insieme tra conoscenza acquisita e sapienza innata, vorrebbe accrescere la sua conoscenza acquisita per poter esprimere quella innata. Fondamentalmente si tratta di questo. E quindi una ragazza molto giovane che cerca sempre di scappare, di coltivare se stessa, spostandosi da quelle dinamiche, diciamo, societarie e religiose che sono tipiche di quel contesto storico, culturale e geografico. Quindi, detto molto brevemente, succede che appunto in varie vicissitudini di tipo sociale si ritrova sposata con Giuseppe, che però era colui che aveva scelto lei come maestro per imparare la filosofia. Ecco, quello che c'è di tema di fondo è proprio quello, la conoscenza della filosofia che in quell'epoca storica rappresentava proprio il massimo strumento per ricercare la conoscenza, dove appunto la scienza era ancora una categoria della filosofia, e quindi comprendere come funzionasse il mondo per lei era un obiettivo fondamentale. In tutte queste dinamiche arriva l'Annunciazione e lì Maria deve mettere in campo la sua sapienza innata. Oltre la conoscenza che ha acquisito da Giuseppe, dovrà mettere in campo anche la sua sapienza interiore e si ritrova con un'iniziale grandissima frustrazione perché
ehm, dice io ho cercato di fare di tutto per non essere inquadrata nel ruolo di serva come donna, ma mi ritrovo a essere di nuovo serva di Dio, quindi serva di una visione ancora più alta e ancora più superiore. Che cosa è cambiato? Cosa mi è cambiato in questo senso? Se io ho fatto di tutto per togliermi da questa dinamica, ma mi ritrovo in una dinamica identica, ancora più ampia. Questo è veramente il dubbio che Maria lascia all'interno di questo film, ed è un dubbio esistenziale che riguarda tutte le donne. Quindi Maria ne esce come una donna assolutamente uguale a tutte le donne, ma la prima donna probabilmente che è riuscita in questo senso a esprimere, diciamo, la grande dicotomia dell'essere femminile, no? In questo senso qua. Io l'ho trovato davvero interessante, ovviamente per quanto riguarda tutta la storia, vi lascio alla visione del film, perché sinceramente non voglio banalizzarvelo, perché io sono talmente entusiasta che dicendo quello che penso ve lo banalizzerei a un certo punto, quindi vi consiglio vivamente di vederlo. Invece andiamo ad analizzare, oltre alla narrazione, la cosa che mi ha colpito assolutamente di più. Allora, a parte ovviamente la visione femminile che io trovo molto molto interessante, quello che fa parte della narrazione, quindi del racconto, della sceneggiatura, è proprio la scenografia, le ambientazioni, i colori, le immagini, veramente una capacità artistica altissima. E la prima cosa che mi ha colpito in assoluto è stata quella, la meraviglia di rivedere i miei luoghi del cuore, ma veramente i miei luoghi del cuore, non a caso. Certo, la Sardegna è tutto il mio luogo del cuore, però ci sono stati due luoghi particolari che a me hanno colpito in modo profondissimo, veramente profondissimo. Allora, ho riconosciuto tutti i luoghi, già questo mi ha fatto molto piacere, perché non sono andata a vedere dove fosse ambientato. Dopo che ho guardato il film, poi sono andata a googolare per frugare, per capire se avessi riconosciuto davvero i luoghi, e li avevo riconosciuti tutti. Già questo a me ha dato una certa soddisfazione, no? Avere questo aggancio identitario così profondo. Ma la cosa che più mi è piaciuta in modo assoluto è che i miei due luoghi profondissimi del cuore avessero un ruolo così fondamentale all'interno della narrazione come ambientazione, e sono nello specifico la necropoli di Villa Sant'Antonio. Se vedete insomma, nei miei social, soprattutto su Instagram, ci sono delle immagini dove io sono all'interno di quelle Domus Dei Janas, che io ritengo profondissima. Ci ho fatto dei riti allucinanti, quindi vorrei anche capire quando l'hanno registrato questo film, perché se fosse stato in concomitanza di quei riti mi farei due domande, nel senso che ho sentito veramente questo aggancio così profondo. E l'altro luogo è la foresta di Corongia, che è quella che io chiamo foresta, che nei miei social, quando vedete insomma che sto facendo delle lodi alla natura, sono quasi sempre assolutamente in quei luoghi là. Tra l'altro vi faccio un piccolo spoiler personale. Di recente un fotografo mi ha chiesto appunto di posare per il suo libro fotografico che raccontasse delle storie di Sardegna particolari, e l'ambientazione è stata proprio nella foresta di Corongia, e nello specifico in proprio una parte di quel luogo che è anche presente in questo film. Quindi questa cosa mi ha dato veramente un grande richiamo interiore, veramente profondo. Ma uno, perché significa che sono dei luoghi che anche il regista ha sentito di dover mostrare nella sua sacralità, in questo senso, no? Come luogo importantissimo per tutta l'umanità, attraverso il racconto così importante della narrazione appunto della figura di Maria. E poi, vabbè, ovviamente perché li sento io profondamente, mi sono sentita toccata in questo senso come luoghi che mi appartengono e a cui appartengo. Questi luoghi è interessante che siano stati posti con questo rilievo, perché al di là insomma, di ciò che manifesta dentro me o di ciò che può manifestare a tutti, sono effettivamente dei luoghi energeticamente molto molto importanti. Quindi che l'annunciazione a Maria sia stata fatta proprio nella necropoli di Villa Sant'Antonio, io l'ho trovato meraviglioso. E quindi anche il menhir di Corrutundus, sempre lì,
a Villa Sant'Antonio, insomma, la penisola del Sinis, veramente, veramente meraviglioso. Un altro aspetto che volevo sottolineare è quello proprio della visione della figura di Maria in questa chiave tra vecchio, moderno, alternativo e canonico nella visione della Sardegna. Cioè Zucca ci ha tenuto a sottolineare comunque il modo in cui i sardi culturalmente e tradizionalmente rivedono la figura di Maria. Ve l'ho detto mille volte che in Sardegna abbiamo Madonne di tutti i tipi, no? Perché comunque è una rifunzionalizzazione, un sincretismo delle dei vecchi culti della Dea Madre, che poi sono stati insomma sincretizzati, appunto rifunzionalizzati con la Chiesa Cattolica e quindi con la figura di Maria. Ecco, tutti questi aspetti sono stati messi per immagine all'interno del film, quindi vediamo anche proprio le forme artistiche in cui Maria viene rappresentata, che hanno sempre un certo velo di sardità, e poi vediamo anche proprio i colori. Per esempio c'è una parte dove il celeste è Madonna, no? Per intenderci, no? Noi tendenzialmente ci piace chiamarlo così, questo celeste. Ecco, anche proprio il fatto che la Madonna sia stata vista con questi colori che a noi sardi ci rappresentano moltissimo. Però per esempio c'è una parte, vi dicevo, dove Maria in preda all'ansia dopo che gli è stata fatta l'annunciazione, e lì per lì gli è venuta una botta di onnipotenza, e poi dopo invece gli è entrato tutto il panico di dover accettare questo suo destino. Durante la notte fa un sogno che si trasforma in incubo. Lei viene trasportata in piedi sopra un palco, diciamo, da delle persone incappucciate che ricordano moltissimo tutte le confraternite sarde durante la settimana santa, quindi c'è proprio un riferimento alla tradizione popolare specifica, mentre lei proprio viene trasportata tra l'altro nel bastione di Cagliari, quindi questo è il sottofondo che è meraviglioso. Lei inizia a diciamo seccarsi sempre di più fino a quando si trasforma in gesso, quindi una statua, quindi c'è questa cosa anche proprio della messa in immagine della trasformazione della figura di Maria, quindi della Madonna, da una donna vera, una donna fatta di carne e sangue, alla divinizzazione che però la rende statua di gesso, fondamentalmente una figura ferma. Io l'ho trovato veramente geniale questo modo di questa trasposizione in questo senso qua. Ma poi ci sono tutta una serie di altre cose, anche la figura di Giuseppe è sicuramente una figura molto interessante nella sua capacità di trasmettere la conoscenza, che è tipica della razionalità, no? Quindi è proprio interessante anche fargli un'analisi esoterica. Poi lui assolutamente falegname, quindi artigiano del legno, sappiamo esotericamente il significato profondo che possa avere questo, e quindi sicuramente una figura davvero davvero interessante. Il tutto ovviamente in un'ambientazione naturalistica che è spaziale, al di là adesso che abbia un appiglio profondo e identitario in qualunque sardo o nello specifico chi vive quei luoghi specifici, ma sono sicura che ci saranno proprio degli appigli di collegamento naturale con chiunque guardi questo film, io ne sono sicura. Quindi cosa c'entra la Sardegna con questo film? C'entra moltissimo perché ovviamente il regista è sardo, c'entra moltissimo perché ovviamente tutte le ritualizzazioni della nostra cultura riguardo alla figura femminile, quindi nella sua trasformazione da Dea Madre fino a Madre di Gesù, vengono sottolineate, no? Quindi c'entra moltissimo, ma c'entra moltissimo anche un'altra cosa. È vero che le ambientazioni sono molto palestinesi, tra virgolette, ma quello che mi è piaciuto davvero tanto è come il regista sia riuscito a diciamo fare una trasposizione del concetto di visione del territorio che poteva essere dell'epoca con il concetto di territorio che abbiamo noi ancora attualmente. Quindi questa cosa un po' tribale della visione del territorio, del vivere il territorio,
secondo il concetto comunitario e tribale, fatto di clan, fatto di famiglie, fatto di religiosità istituzionale che va comunque valorizzata e sempre seguita. Il problema proprio delle autorità che non sono sempre diciamo locali, e quindi c'è anche il conflitto delle culture tra egemoni e subalterne, come in quel caso lì. Vi faccio l'esempio del fatto che nel film si parli una lingua in generale e poi tra di loro le persone che abitano la comunità parlano un'altra lingua. Ovviamente parlano il sardo in tutte le sue varianti, perché ci sono persone, e nel caso specifico c'è una scena che è presente anche nel trailer, dove le donne appunto mentre lavano i panni discutono del fatto che Maria sia stata promessa in sposa a un'altra persona prima che andasse in sposa con Giuseppe, e quindi stanno facendo del gossip come tipico dei nostri villaggi su questo evento. Quello ha detto così, quello ha fatto così, ma tu non lo sai, ha fatto anche questo, ma ve lo dico io, tutto in sardo nelle varie varianti, perché c'era la variante capitanese, c'era anche la variante logudorese, quindi benché il sardo sia uno, c'erano tutte le varianti, però il sardo è uno e lui l'ha voluto sottolineare. Io questo lo adoro, cioè come risolvere tutta una serie di conflitti interni tra noi sardi attraverso un film geniale, veramente geniale. E poi si sente comunque che il popolo, mentre vocifera, parla tutto in sardo. C'è una scena del Satitidu, che è il pianto rituale delle donne quando nella comunità viene a mancare una persona, quindi proprio per il defunto. E ci sono tutta una serie di scene che veramente sono meravigliose. Io non posso far altro che ringraziare il regista per aver messo in luce questi aspetti così occulti della nostra cultura e di avergli dato questo rilievo importantissimo come può essere in questo contesto. Detto questo, che cosa c'è altro da commentare? Allora, posso commentare per esempio ricommentare i commenti che ho letto su YouTube sotto i trailer. Veramente, cioè lì c'è uno svarione dei nazi cattolici che dicono: oh, blasfemia, oh mio Dio, il diavolo, voi volete fare, voi volete dire, la Madonna non è assolutamente una figura di questo tipo. La Madonna è una figura di altro tipo, la Madonna ha detto, ha fatto. Allora, a parte il fatto che in questo film è chiaro ed evidente come l'annunciazione ci sia stata, e ci sia stata in verginità della figura di Maria, per cui di che cosa stiamo parlando? Cioè, dal punto di vista, diciamo, giuridico, cattolico, non è stata fatta alcuna blasfemia, tanto per iniziare. E in secondo luogo, che cosa vi dà fastidio? Vi dà fastidio il fatto che la figura di Maria, quindi la Madonna, sia stata resa umana? Perché questo è un lato, ok, che dal punto di vista teologico sicuramente fa discutere, ma sicuramente è un lato che ce la rende ancora più vicina a noi. A me personalmente mi mancava questo aspetto qua, quindi la figura della Madonna è sempre stata una figura che io ho amato e adorato anche per i retaggi culturali all'interno della mia tradizione, della mia visione dell'esistenza, ma sicuramente perché è una figura di un modello di grande importanza dal punto di vista della crescita personale. Ecco, qualcosa gli mancava, perché la Madonna tendenzialmente nei racconti, anche in quelli apocrifi, anche se ha un ruolo decisamente importante nei racconti, nei Vangeli apocrifi, però ha questa cosa, insomma, che si turba, che non si espone più di tanto, insomma, il suo essere strumento è vissuto sempre in chiave di accettazione personale. Non c'è mai sottolineato il travaglio che c'è stato nell'accettazione, che è più che plausibile che ci sia stato, anche se può essere stato anche una cosa molto veloce, ma molto veloce non può significare immediato, automatico, perché comunque non è possibile. È stata scelta una donna che si è resa strumento del divino fino a divinizzarsi, talmente strumento del divino che si è divinizzata. È stata una sua scelta. Questo va sottolineato sempre, che è stata una sua scelta. Poteva non accettarlo, poteva veramente compiere il lato più obbrobrioso e non accettarlo. Questo è molto importante sottolinearlo. Si è scelta consapevolmente
strumento. Infatti il dissidio di non aver cambiato la sua forma da diciamo serva prima e serva poi è un dissidio veramente importante. Quindi serva o strumento, colpa o responsabilità? Questo è il solito. Sono le solite domande che dipendono dalle sfumature e dai punti di vista. Quindi personalmente l'aver resa umana la scelta della Madre di Dio di portare di portare il divino incarnato nella nostra realtà è assolutamente importante. Era anche ora che si esprimesse questo aspetto qua, perché è assolutamente fondamentale. Vediamo che nel mondo le energie stanno assolutamente cambiando e già tanti altri autori ne hanno parlato in vari libri, anche bestseller mondiali, come può essere Paulo Coelho, che ne ha parlato in tantissimi dei suoi libri. Il femminile sta prendendo una nuova piega, quindi anche tutta la visione, diciamo, moderna dell'affidarsi alla Madonna come corrente all'interno della Chiesa Cattolica non sono altro che espressioni del fatto che la femminilità e l'energia femminile ha necessità di esprimersi. Ecco, questo secondo me è un tassello molto importante nell'espressione della femminilità anche all'interno di contesti istituzionali e quindi di strutture strutturate e strutturanti come può essere quella della Chiesa Cattolica. È importante che esca questa energia femminile, sicuramente sarà combattuta da tutti i nazi cattolici, però non ha assolutamente detto nulla di blasfemo, perché ha soltanto raccontato il travaglio di una donna che ha deciso di portare il sacro, di essere strumento del sacro nel mondo fino al punto di essere sacra essa stessa per la sua scelta. Quindi secondo me l'argomento di questo film è molto più universale di quanto pensiamo, è veramente molto più ampio, il tutto confezionato con dei dettagli veramente meravigliosi. Gli attori sono fantastici, veramente bravi, proprio bravi tutti, cioè mi viene voglia di applaudirvi. Ovviamente certe figure non sono proprio così sante come le abbiamo viste nei Vangeli, ma le rende molto umani in questo senso, quindi sinceramente personalmente me li avvicina ancora di più, me li rende molto più veri, considerato anche il periodo storico, insomma, di cui si sta parlando. Quindi assolutamente la mia recensione è altissima, vi consiglio di vederlo, spero di non avervi raccontato troppo e di avervi fatto passare la voglia di vederlo, però sicuramente è importante che lo facciate ed è importante che magari ne discutiamo anche insieme. Quindi aspetto, una volta che l'avete visto, i commenti sotto al video, potete scrivermi anche lunghissime mail dove parliamo di questa cosa, perché io sono rimasta veramente molto affascinata e spero tantissimo che questo film raggiunga i livelli di acclamazione che merita, perché lo merita, essendo diciamo sul pezzo da tutti i punti di vista. E quindi grandi complimenti a Paolo Zucca, veramente. In conclusione ci tengo a dire una cosa che comunque deve far riflettere tutti quanti. Le ambientazioni all'interno di questo film sono ambientazioni meravigliose. Spesso la Sardegna viene utilizzata come ambientazione di tanti film proprio per il suo essere selvaggia, per il suo essere incontaminata, per la sua natura così forte e cruda, quindi per la sua femminilità energetica così profonda, ma alla luce del grande attacco speculativo energetico in corso, non so se sarà possibile più fare questo tipo di lavori. Quindi coloro che hanno lavorato per questo film, tutti coloro che lavoreranno per i film ambientati in Sardegna, tutti coloro che hanno già lavorato nei film ambientati in Sardegna, sappiano che c'è un momento veramente di scelta, c'è uno spartiacque enorme. Ora, se questo atto speculativo che abbiamo in corso prenderà piede senza che nessuno si esponga, senza che nessuno freni questo tipo di evento catastrofico che si sta gettando sulla nostra isola, non sarà più possibile utilizzare quel tipo di energia, soprattutto per quanto riguarda appunto la cinematografia, perché è vero che noi comitati parliamo spesso del fatto che paesaggio non è soltanto una questione
questione estetica, quindi non dobbiamo pensare che noi non vogliamo le pale eoliche alte più di 200 metri solo perché danno fastidio agli occhi, perché c'è proprio un rapporto tra uomo e territorio che verrà completamente scardinato. Beh, nel caso degli artisti, nel caso specifico della cinematografia, invece il problema sarà proprio quello, soprattutto di tipo estetico, perché loro non potranno più utilizzare quei paesaggi dal punto di vista appunto della visione e dell'immagine per poter portare avanti la loro visione artistica, perché non sarà possibile, perché in quei luoghi là ci saranno le pale alte 200 metri. Quindi cerchiamo di comprendere quanto sia difficile il momento che stiamo vivendo noi sardi adesso e cerchiamo di prendere posizione in questo senso. Ne approfitto proprio per fare questo appello a tutti gli artisti. Ci vediamo presto, io con oggi ho concluso. Ci sentiamo presto e ci vediamo presto alla settimana prossima. Grazie di tutto, mi raccomando, condividete, cercate di fare una donazione che per me è veramente molto importante. Spero vi sia piaciuto questo video e a presto. In buono, a ZB.